La mia esperienza nel volontariato. Dopo la morte di mio figlio Alex, la mia vita si è spaccata in due, prima e dopo. Un prima fatto di quotidianità, sogni, risate, speranze. Un dopo fatto di silenzi, assenza e domande senza risposta. Ho sentito il bisogno di fare qualcosa, non per dimenticare, perché non si dimentica, ma per trasformare. Guarda, io non ho assolutamente nessun pregiudizio anzi, se si decide di fare il volontariato in qualsiasi forma si fa, secondo me l'accoglienza è la prima cosa, e sia negli adulti sia nei bambini, quindi io sono felicissima e non ho proprio nessun problema. Per me le porte sono aperte a tutti. Buongiorno signore e signori, oggi siamo qua al comune di Castelbelforte, a Mantova, nel Veneto, e siamo in questo evento inclusivo con dei personaggi che si presenteranno e ci vorranno lasciare un messaggio a cosa pensano di queste iniziative, di questi eventi, e ci lasceranno anche loro le loro esperienze, ma innanzitutto le salutiamo e si presentano, così per chi non li conosce e che abita in zona e che spera di incontrarli al supermercato sapranno chi sono. Buongiorno signori, e le lascio la parola a lei. Grazie. Allora, io sono Salvarani Stefania. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, grazie di avermi invitato, grazie a Cadiatù per aver fatto in modo di poter essere qua, e volevo raccontare un po' come era nata la mia esperienza nel volontariato. Dopo la morte di mio figlio Alex, la mia vita si è spaccata in due, prima e dopo. Un prima fatto di quotidianità, sogni, risate, speranze. Un dopo fatto di silenzi, assenza e domande senza risposta. Nel buio profondo di quel dolore, e grazie all'aiuto della mia famiglia e dei miei amici di sempre, che non mi hanno mai lasciata sola, ho sentito il bisogno di fare qualcosa, non per dimenticare, perché non si dimentica, ma per trasformare. E con l'associazione Davis for Children ho iniziato ad avvicinarmi al volontariato. Poi ho iniziato a fare catechismo, a rendermi utile in parrocchia, in oratorio, e attualmente sono anche consigliere comunale. Ma mi soffermo brevemente sull'esperienza che più ha aperto il mio cuore, il GREST parrocchiale. I bambini, i ragazzi, sono la nostra speranza, il nostro futuro. Al GREST non c'è differenza di razza, di lingua, si è amici, tutti, indistintamente. Dopo si sa che ognuno ha le proprie simpatie, ma tutti sono accolti allo stesso modo. Non serve fare grandi cose, a volte basta un sorriso, una parola gentile, una presenza, e se lo si fa insieme, se ciascuno mette il suo piccolo pezzo, allora sì, il bene genera bene. E lo fa davvero. Grazie. Ma guarda, io non ho assolutamente nessun pregiudizio anzi, se si decide di fare il volontariato in qualsiasi forma si fa, secondo me l'accoglienza è la prima cosa, e sia negli adulti sia nei bambini, quindi io sono felicissima e non ho proprio nessun problema. Per me le porte sono aperte a tutti. Grazie mille. Prego. Grazie.